Buongiorno, siamo a Valli di Adria, è un impianto idrovoro a servizio di tutta la parte est del comune di Adria e scola circa 2700 ettari di un territorio di pianura sotto il livello del mare e dei fiumi. Per questo impianto sono stati fatti 3 tipi di interventi con 3 finanziamenti diversi. Il primo ha riguardato il rialzamento delle strutture di scarico che costituiscono questo mandracchio con le paratoi in fondo, e questo è stato un primo intervento perché le quote del Canal Bianco sono sempre più elevate rispetto ai punti di scarico, per cui si è dovuto proprio rialzare di un buon 1,20 m tutto il sistema di scarico. Secondo tipo di intervento è caratterizzato dal potenziamento dell'impianto idrovoro, dove si vede appunto una pompa e solo il tubo di scarico della pompa che è stata messa nella parte dietro dell'idrovora. L'idrovora Valli di Adria è stata così potenziata di 2500 litri al secondo, quindi arrivando ad avere complessivamente 9000 litri al secondo da poter mandare verso il Canal Bianco. In più, alle spalle dell'idrovora è stato riscavato completamente tutto il canale, circa 9 km di canale, che così consente di avere un invaso maggiore, specie quando ci sono questi eventi atmosferici notevoli, in modo da invasare il più possibile l'acqua per poi essere convogliata all'impianto idrovoro e quindi espulsa in Canal Bianco.